La magia del Natale in Friuli Venezia Giulia, amici di Radio.0, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Oggi parliamo proprio di questo, dell'accensione delle luminarie in tour per il Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da Udine, dove la città si è già illuminata a festa e accompagna il pubblico in viaggio tra le stelle con il tema La centralità della vita e dell'essere umano nell'universo. Ne parliamo insieme al vice sindaco Alessandro Venanzi. Una tradizione, quest'anno l'inaugurazione in Piazza Libertà delle luci di Natale, saranno moltissime le piazze interessate, sono solo 27 gli alberi che abbiamo distribuito in centro storico, ma anche nei quartieri, 150 gli eventi, tutti i palazzi principali del centro storico saranno illuminati, vestiti a festa. Fortissima innovazione che è partita l'anno scorso vestendo i palazzi del centro storico, vestendo i palazzi di pregio della nostra città, che hanno generato attrattività e nuove opportunità. E quindi potrete scoprirlo proprio girando per il centro e non solo di Udine, per tutta la città. Passiamo invece a Trieste, dove si prepara un Natale veramente molto illuminato. Ce lo racconta l'assessore alla cultura e al turismo Giorgio Rossi. Allora, il Natale 2024, cosa ci differenzia dal 2023? Beh, innanzitutto un passo in avanti sia per quanto riguarda l'organizzazione, perché oggi abbiamo passato le mani da Era Luce ad Edison in quello che è l'aspetto, diciamo così, del montaggio delle luminarie, degli alberi di Natale, degli addobbi e di quant'altro. E poi c'è un nutrito programma di eventi che partono dal giorno 29, quando accederemo a illuminare tutta la città, fino al Natale vero e proprio, in cui abbiamo organizzato eventi prevalentemente in centro, sia teatrali che musicali o quant'altro. E per questo vi lascio anche al sito del Comune di Trieste per saperne di più sui prossimi appuntamenti. Intanto arrivano anche i mercatini, non solo quello tradizionale nel cuore del centro cittadino di Trieste, ma anche la prima edizione di quello di Roiano. Partiranno il prossimo 8 di dicembre, ci raccontano di più il vice sindaco di Trieste Serena Tonel, Federico Trevisan di Acega Sapiesse Amga e Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste. Anche quest'anno saremo presenti al mercatino di Natale di Confcommercio con una casetta. Cercheremo di sensibilizzare i cittadini curiosi e interessati sul cosa si può fare per migliorare la raccolta dell'umido. La novità quest'anno del mercatino sarà un mercatino molto in linea, si partirà sempre da Piazza Sant'Antonio, avremo la via Ponchelli, Piazza Ponte Rosso e Piazza della Borsa. Ci sarà tantissima animazione con gli artisti di strada, tanti commercianti stanziali che si mettono in gioco e per un mese diventano ambulanti anche loro. Avremo il coro dei ragazzi e ragazze svedesi accompagnati dall'ambasciatore di Svezia qui con noi. Però abbiamo tutta una serie di iniziative che vogliono sempre di più coinvolgere anche le zone decentrate della nostra città per cercare appunto di diffondere questa animazione non solo economica ma oserei dire anche sociale. Parlavamo del mercatino di Roiano, questa prima edizione, si potrà contare su questa proposta che animerà Roiano, dove in piazza Tra i Rivi dal 16 al 24 di dicembre saranno collocate circa una decina di casette e si può ancora partecipare, quindi vi lascio anche al sito di confcommerciotrieste.it per saperne di più e immergervi anche voi al meglio nella magia del Natale di Trieste. Chiudiamo infine a Pordenone, dove è tutto pronto per festeggiare questo periodo di festa, ricca rassegna di quasi 300 eventi per tutti i gusti che si terranno in città dal 29 di novembre fino al 6 gennaio 2025, tra cultura, musica, teatro, attività per bambini, mostre, sport e intrattenimento. Ci racconta di più il vice sindaco reggente Alberto Parigi insieme a Andrea Malacarte di Sviluppo e Territorio, Andrea Mizzau. Natale a Pordenone, in centro nei quartieri con quasi 300 eventi, quindi un Natale diffuso, teatro, tanta musica, attività per bambini, laboratori, cultura. Per quanto riguarda le casette, noi di Sviluppo e Territorio abbiamo sempre 10 casette in piazza 20 settembre più la casetta di dolci. Il 30-31 dicembre a Capodanno a Pordenone vi aspettiamo ovviamente, è un evento firmato Complotto Adriatico e con la grande musica, la più bella musica che ha fatto la storia di tutti i tempi, DJ set curato da Marco Lucchini DJ e ospiti d'eccezione, Bonnie M. Maggiori informazioni sul sito natale.comune.pordenone.it per rimanere sempre aggiornati. E quindi per il nostro Info FVG dedicato al Natale è tutto, vi auguriamo un ottimo periodo da trascorrere in queste feste in Friuli Venezia Giulia.